Il presidente Eugenio Dorsi torna ad incontrare la stampa dopo la vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto un mese fa. La riunione è servita per fare il punto sull'attività svolta dal governo provinciale nel 2011. Dorsi, insieme agli assessori, si è avvalso prima della presenza del deputato regionale Giacomo Di Benedetto e poi in tarda mattinata del parlamentare Michele Cimino, alleati della sua giunta. Diversi gli argomenti affrontati tra aeroporto, precari, viabilità, spesa pubblica e politica, e non sono mancate le promesse di realizzazione di alcuni progetti in cantiere. Il presidente della provincia continua a sostenere la fattibilità dello scalo aeroportuale ad Agrigento anche per la volontà espressa più volte dal governatore della regione Lombardo. L'aeroporto però è in stand-by per la concorrenza degli scali di Catania e Palermo. Per Dorsi vi sarebbero delle pressioni politiche affinché l'aeroporto di Agrigento non si realizzi. Oggi ci dicono che non dobbiamo essere e non potremmo essere concorrenziali agli altri aeroporti, cioè tutto quello che noi decantavamo in passato, che l'unica cosa che impediva a Agrigento che rincorre questo aeroporto dal 1971, l'anno in cui fu costruito a Firenze e l'anno in cui avevano messo pure soldi per l'aeroporto di Agrigento, si vede costretto a inseguire ancora di più la voglia, forse il desiderio, ma forse anche l'arroganza di chi non vuole che questo aeroporto debba essere costruito qua ad Agrigento. Eugenio Dorsi inoltre ha annunciato nel corso della conferenza stampa che dal 1° gennaio ai precari della provincia sarà rinnovato il contratto di altri 5 anni a 18 ore settimanali. Dal 1° gennaio di quest'anno, grazie anche al suggerimento che ci ha dato la Corte dei Conti, che plaude alle nostre attività di rientro, che non sono quelle che ci reputano e ci hanno relegato come provincia tra le più virtuose d'Italia per le attività economiche, ma ci plaudono anche per quello che abbiamo fatto per i precari. E cioè noi ci siamo comportati, prima che ancora arrivasse la nota della Corte dei Conti, a decurtare di altri 150.000 euro gli accessori variabili dei dirigenti e abbiamo consentito loro di mantenere questo posto di lavoro, suggerendo alla regione siciliana, che dalla voce dell'onorevole Di Benedetto avete sentito che è stata pure proposta il disegno di legge, di divulgare non in 5 anni la possibilità di stabilizzare i precari, ma di portarlo a 10 anni. In questa maniera noi potremmo stabilizzarli tutti senza sforare il patto di stabilità. Novità importanti anche sul settore della viabilità. A febbraio sarà inaugurata la strada provinciale Mussomeri-Cammarata e sarà ammodernata la 189 da Agrigento all'Ercara Friddi. Io mi auguro che però non si aspettino i tempi biblici così come abbiamo aspettato per la 640 e richiuderei sicuramente la possibilità di andare a festeggiare per ogni 3 km di autostrada che ci vengono consegnati. Questo la dice lunga sulla sete di infrastrutture che il nostro territorio ha necessità e ha bisogno.